Utilizzare gli spazi che la Biennale mette a disposizione della Regione Veneto per presentare il film Rosso Istria appunto in una cornice internazionale come quella della Mostra del Cinema è una cosa assolutamente positiva. Far conoscere la storia di Norma Cossetto, la storia delle foibe, di quello che è avvenuto alla fine della Seconda Guerra Mondiale nelle terre così vicine come quelle istriane è una cosa secondo me importante. La storia di Norma Cossetto già viene trasmessa attraverso degli scritti, attraverso dei libri, delle pubblicazioni. Non era mai successo che si portasse una storia di questo tipo all'interno appunto invece del settore cinematografico. Utilizzare il grande schermo per far conoscere queste storie che hanno una valenza importantissima, tragica purtroppo, ma appunto perché non possono più essere compiute cose come bruttissime come questa, è una cosa secondo me assolutamente valida. Quindi come Regione Veneto sosteniamo questa produzione, sosteniamo questo film, uno per la valenza storica che ha avuto, ma soprattutto per trasmettere alle prossime generazioni vicende come questa, proprio perché queste cose non possano più accadere. Ho accolto molto volentieri l'invito sia del produttore che del regista di far parte di questa bellissima storia. Mi sono messo, come ho detto, umilmente al servizio della storia e sono molto contento. Un ringraziamento a Franco Nero per la partecipazione a Rosso d'Istria e anche per la figura che interpreta del professore che deve dare consigli in un momento sicuramente difficile e particolare della storia di quelle terre.